Pensiero del giorno, sabato 8 marzo. Confrontare i timorosi. Abbiamo deciso di fare di Dio l'ideale della nostra vita, un Dio che in mezzo alla guerra, frutto dell'odio, si è manifestato a noi per questo che è amore. Leggiamo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Matteo, capitolo 19, versetto 19. Il nostro prossimo. Dov'è il nostro prossimo? Era lì, accanto a noi. Era quella vecchietta che si trascinava verso il rifugio. Bisognava amarla come se stessi, cioè aiutarla ogni volta, sostenendola. La vicina di casa era in quei 5 bambini spaventati accanto alla loro madre. Dovevano essere portati a casa. Il prossimo era lì, in quel malato, immobilizzato a casa senza possibilità di riparo, che aveva bisogno di aiuto. Dovevamo andare a trovarlo e fornirgli le medicine. Leggiamo: in verità vi dico, come avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Matteo, capitolo 25, versetto 40. Chiara Lubick, La dottrina spirituale, Città Nuova editrice. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.